Signor Sindaco, operazione Mare Sicuro per quanto riguarda il litorale monfalconese, ma quello che conta è the work in progress, perché qui si lavora per tutto l'anno per dare non solo del periodo estivo ma 365 giorni all'anno la possibilità di visitare Marina Iulia e i suoi dintorni. Sì, abbiamo avuto questa proposta, questo suggerimento da parte proprio delle persone che vivono qui, dagli esercenti, di rendere più sfruttabile, utilizzabile questo percorso sull'argine. Quindi l'idea è proprio quello di renderlo più vivibile, poterlo usare per le biciclette dall'Isola dei Bagni fino a Staranzano, ma non solo per le biciclette, anche per le passeggiate che in autunno e primavera potrebbero raccogliere notevole interesse da parte dei nostri cittadini. Ecco, noi in questo momento ci troviamo in una sorta, diciamo così, di terra di nessuno. Sì, il comune di Monfalcone è presente, però da qui in poi c'è il discorso del demanio, dunque demanio vuol dire Stato, ma noi siamo una regione autonoma, dunque in teoria queste cose non dovrebbero avere problemi per fare le cose. Sì, proprio questo conflitto tra le varie competenze è stato un po' quello che ha penalizzato alcuni interventi e alcuni passaggi di competenze. Io mi auguro veramente che si riesca a risolvere questo conflitto, che si riesca a capire esattamente chi fa che cosa, perché solo avendo chiara questa prospettiva poi la valorizzazione può prendere piede. 2012 tutto da vivere. Sì, sì, ma saremo qui a presidiare perché noi consideriamo questa la nostra spiaggia, la spiaggia dei Monfalconesi, ma anche di quelli che vogliono venire, è una spiaggia a misura di bambino, di famiglie, quindi è questo quello che vogliamo offrire. Poi quello che conta è che i confini a livello di Stato, no? Fra Stati, decreto di Schengen, Comunità Europea, insomma sono caduti, speriamo che questo accada anche in Italia. Sì, anche perché questa zona è molto utilizzata per esempio per il windsurf, perché è un posto interessante, quindi abbiamo molte persone che arrivano anche dalla Slovenia proprio per praticare questo sport, quindi caduto Schengen cadranno anche i confini interni e cadranno anche un po' quelli che sono i conflitti di competenze. L'agnello sacrificale per risolvere la lite delle comari all'interno di PDL e Lega, praticamente il territorio della Bassa Friulana. Beh, sicuramente questa è la zona industriale più grande di questa regione. Ovviamente ci sono da parte di diversi molti appetiti, ma di fronte a questi appetiti noi rispondiamo con la serietà e con l'impegno, con la programmazione per degli interventi che siano compatibili, che servano anche allo sviluppo, perché noi abbiamo bisogno non solo di risorse, ma abbiamo bisogno anche di garantire occupazione e sviluppo e miglioramento anche della qualità della vita. Senta, signor Sindaco, i cittadini vogliono saperlo senza peli sulla lingua. Davanti a questo golpe bianco di stile bulgaro, quale sarà la vera attuazione che lei e i suoi colleghi farete sul territorio? Cioè non solo protesta formale, ma protesta attiva? Beh, sicuramente. I sindaci da soli ben poco possono fare, possono rapportarsi con le istituzioni, è necessario che nelle sedi opportune, Consiglio provinciale, Consiglio regionale e nell'ambito delle sedi anche di decisione imprenditoriale, questa questione venga posta all'ordine del giorno, cioè quella del governo del territorio, che non è una questione di secondo piano. L'assessore Riccardi cosa risponde? Rispondo che dia seguito a tutti gli impegni che ha assunto a San Giorgio di Nogaro. Non solo si preoccupi della Costituzione o della composizione del Consiglio di amministrazione della Usacor.